Our dish today is manichi con ceci. The ingredients are chickpeas, the tasty onion, carrot, celery and tomato, and olive oil. Let's prepare our dish. Let's begin with the flour of hard wheat, a bit of salt, and some water. Let's mix everything. Let's mix very well. And then let's prepare the manichi with chickpeas. Let's take a bit of this pasta and let's stretch it in this way. Let's break the pasta into small pieces by hands and let's form it in this way. Here are the manichi. In order to prepare our chickpeas, we must soak them from the evening before. After the soaking, we must put them in the water, adding some celery pieces, some tomato, some pieces of carrot, and our onion, some oil. After having put everything in the pot, we let cook everything for about 1 hour. After 1 hour, we can add the manichi. 5 or 6 minutes of cooking time and they will be ready. After 5 minutes we can put the manichi into the plate. I am sorry you cannot enjoy the scent of this dish. Let's add some olive oil. Spezzettiamo pure con le mani e giriamo la nostra pasta così. Questi sono i manichi di fauci. Allora, come si preparano i nostri ceci? Allora, prendiamo tanti ceci e si mettono in ammollo la sera prima. Dopo che sono stati messi in ammollo si vanno a buttare nell'acqua, si aggiunge dei pezzettini di sedano, datterino, dei pezzettini di carota, la nostra scena. Dell'olio. Dopo che è tutto messo in pentola facciamo cuocere per circa un'ora. Quando già il tutto si è ridotto andiamo a mettere la nostra pasta, la mettiamo a cuocere. I nostri manichi di fauci sono pronti. 5-6 minuti e sono pronti. Trascorsi questi 5 minuti andiamo a mettere i nostri manichi di fauci nel nostro piatto. Mi dispiace per voi che non potete sentire il profumo dell'olio